La parola d'ordine è cambiamento, lo ha sottolineato più volte Giovanni Manildo, candidato sindaco di Treviso Bene Comune nel corso della presentazione del programma della coalizione che lo appoggia per la corsa a Casugana del 26 e 27 maggio prossimi. Cambiamento di metodo nel ridare la priorità alle esigenze dei cittadini e di visione politica nel portare Treviso a inserirsi nel concetto di città metropolitana con Venezia e Padova. Giovanni Manildo propone una nuova concezione di sviluppo e valorizzazione del territorio nel bloccare la cementificazione selvaggia trasformandola in riqualificazione urbana e rivitalizzazione del centro storico e un'innovazione dal punto di vista tecnologico per ripensare Treviso come una città intelligente ed ecosostenibile, una smart city che diventi luogo di aggregazione per tutti i residenti e i turisti che considerano Treviso come il gioiello del nord-est. Dopo 20 anni di amministrazione della Lega, il primo punto su cui noi decidiamo puntare è un deciso cambiamento di metodo, l'ascolto e la partecipazione dei cittadini e attraverso quello riuscire a far diventare Treviso una città moderna, quindi capace di sviluppo economico anche attraverso un'idea di città intelligente, di smart city, una città aperta appunto alla Patreve, a un'area metropolitana, una città solidale dove nessuno rimane indietro e una città che ferma la cementificazione, riapre a spazi verdi e riesce a vedere il territorio come luogo di aggregazione e non come luogo dove monetizzare i propri interessi. Cambiamento per Giovanni Manildo significa anche dire basta al ventennio di governo della Lega Nord e riportare la cultura al centro dell'interesse collettivo con la promozione di mostre ed eventi che soddisfino le richieste dei trevigiani. Un assaggio lo si avrà già nel pomeriggio del 1° maggio con un concerto in Piazza dei Signori a partire dalle 16:30. Allora, noi abbiamo deciso di riproporre una tradizione ormai consolidata a Treviso, quella del concerto del 1° maggio in Piazza dei Signori. La manifestazione è organizzata da tutti i giovani della coalizione a sostegno di Giovanni Manildo. Abbiamo scelto già in campagna elettorale di dare un messaggio alla città, quindi di ripopolare la città proprio attraverso la cultura, quindi riempiendo la piazza di associazioni e dando spazio alle band della città per esibirsi nel palco migliore che è appunto Piazza dei Signori.